Incendio di Sterpaglie, 5 diversi focolai lungo il raccordo autostradale del Carso fra Sgonico e Prosecco, code fino a 3 km, strada temporaneamente chiusa e traffico deviato verso la costiera. Fotografa lo stalker alla porta di casa, gli scatti permettono l'immediato arresto da parte dei carabinieri in applicazione alla nuova normativa. È ripreso fra le polemiche il dibattito in Consiglio Comunale sulla variante per la cabinovia. Intanto il Comitato dei Contrari organizza per domani una nuova protesta in Piazza dell'Unità. Il commissario dell'autorità portuale Antonio Gurrieri: il porto deve ottimizzare l'esistente, le risorse pubbliche per gli investimenti non sono infinite. Il governo ha stanziato 68 milioni di euro per coprire i danni causati dal maltempo nell'estate del 2023, la presentazione degli interventi del governatore Massimiliano Fedriga. Nessun accordo per mantenere Attilio Tesser sulla panchina della Triestina, nonostante la disponibilità del mister di Montebelluna a scontarsi una parte cospicua del proprio ingaggio. Macchina organizzativa a pieno regime in comune per il grande concerto gratuito di Elisa e Tananà in programma il 27 giugno. Gli artisti si esibiranno sulla nave Palinuro ormeggiata davanti a Piazza Unità. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione serale del telegiornale di Tele4. Dunque in apertura l'incendio, anzi la serie di focolai di incendio che si sono verificati lungo il raccordo autostradale del Carso, determinando anche la chiusura della carreggiata in direzione Trieste. Sterpaglie in fiamme lungo il raccordo autostradale del Carso, 5 focolai sviluppatisi a distanza ravvicinata che hanno messo a dura prova i vigili del fuoco, riverberandosi anche sul traffico con code che hanno raggiunto i 3 km all'altezza di Sistiana. Una giornata calda su tutti i fronti, quella affrontata da pompieri, protezione civile, polizia stradale e tecnici dell'ANAS, impiegati da una parte sullo spegnimento delle fiamme, dall'altra sul regolamentare la circolazione autostradale in una situazione quanto mai complessa, acuita dalla mole di tir che transitavano sulla direttrice che collega il porto all'autoporto. Ma andiamo con ordine. Il rogo è divampato su un fronte di circa 500 metri a lato della carreggiata, nel tratto fra Sgonico e Prosecco in direzione Trieste. Le fiamme si sono innescate in più punti. Non è chiara l'origine, ma la possibilità di mozziconi di sigaretta gettati a lato della carreggiata rimane più che probabile. L'incendio è stato contenuto fra le 11 e le 13 circa, ma le alte temperature hanno reso necessaria, dopo l'azione delle pompe idrauliche delle camionette dei pompieri, i ripetuti getti d'acqua dall'alto dell'elicottero della protezione civile su tutto il fronte boscato interessato. I focolai infatti rischiavano di ripartire dopo un primo spegnimento. Per consentire le operazioni è stato temporaneamente chiuso al traffico il tratto stradale interessato in direzione del capoluogo giuliano. Da qui le lunghe code prima e l'uscita obbligatoria poi direttamente dall'Isert alla strada costiera. In seguito alle prime operazioni di bonifica è stata riaperta solo la corsia di sorpasso. Per completare l'operazione, oltre a tutti i mezzi disponibili da Trieste o Picina, sono partiti alcuni distaccamenti dei pompieri di Monfalcone con a supporto anche la forestale. Mentre si interveniva su questo fronte si è sviluppato anche un secondo incendio all'altezza di Fernetti che ha colpito una cinquantina di metri di area boscata. Ennesimo arresto di uno stalker a Trieste, questa volta però l'azione è stata più tempestiva del solito grazie alla nuova normativa in vigore. Sentiamo. Una foto che può salvare una vita. Potremmo riassumere così la vicenda che ha portato all'arresto dell'ennesimo stalker. Si tratta in questo caso di un 22enne originario di Taranto arrestato dai carabinieri per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. I fatti risalgono alla fine di maggio, ma la notizia è stata comunicata solo oggi. I militari avevano ricevuto la querela della vittima, una 23enne triestina, ripetutamente vessata e molestata con continui atti persecutori dall'uomo. L'autorità giudiziaria aveva quindi sottoposto la persona alla misura cautelare, ma nella notte tra il 29 e il 30 maggio si era nuovamente presentato nei pressi dell'abitazione della donna che, impaurita, si è barricata in casa fotografando il soggetto dalla finestra per avere una prova da esibire alle forze dell'ordine. Un'azione decisiva, quella degli scatti con lo smartphone, perché ha permesso di applicare la recente innovazione legislativa che consente di procedere all'arresto entro le 48 ore se vengono acquisiti elementi videofotografici o informatici da cui emerga inequivocabilmente
inequivocabilmente il fatto. I militari si sono immediatamente messi alla ricerca dell'uomo, rintracciato in breve tempo e condotto al carcere del Coroneo. In un'altra notizia di cronaca, truffati 200 investitori da 36 finanziarie fasulle, 15 denunce della Guardia di Finanza nei confronti di falsi broker originari della Sicilia che hanno raggirato persone in tutta Europa, tra queste anche un triestino. C'è anche un 86enne triestino truffato per oltre 60.000 euro fra le 200 persone finite nella rete criminale dei 15 falsi broker siciliani denunciati dalla Guardia di Finanza di Pordenone. I raggiri avevano fruttato 3 milioni di euro in 2 anni. Le accuse sono quelle di truffa e abusivismo finanziario. Partendo dalla querela presentata da un anziano pordenonese che aveva investito oltre 75.000 euro in criptovalute, poi rivelatisi inesistenti, il nucleo di polizia economica finanziaria delle Fiamme Gialle pordenonesi ha ricostruito l'operatività dell'intero gruppo di falsi promotori finanziari che attraverso 36 società schermo costituite nel Regno Unito e Romania, Ungheria e Polonia hanno sottratto i denari agli ignari investitori convinti di stare interagendo con agenti e intermediari autorizzati e sotto la loro direzione di stare effettuando delle vere operazioni su piattaforme di trading. Tra le persone raggirate non solo italiani ma investitori di mezza Europa. Un elemento questo che deve spingere sempre più gli utenti in questo tipo di operazioni a fare attenzione e a rivolgersi solo a entità economiche certificate e riconosciute. Concluse le indagini, la Procura di Pordenone ha trasmesso il fascicolo per competenza territoriale a quella di Palermo che ha rinviato a giudizio i 4 promotori del sodalizio. Andiamo a vedere ora le immagini che ci sono arrivate da un nostro telespettatore nel tardo pomeriggio da Via del Perarolo. Come vedete questo camion è rimasto incastrato in Via del Perarolo. Questi sono i danni all'autoarticolato che è stato evidentemente beffato dal navigatore che lo ha portato come strada più breve evidentemente per raggiungere la grande viabilità o l'autostrada in Via del Perarolo. Cosa è successo però? Che il mezzo pesante nel tentare comunque di affrontare una curva che poi a gomito non avrebbe potuto comunque percorrere, ha provocato danni a 2 abitazioni private al muro di cinta, oltre che naturalmente ai danneggiamenti al camion stesso. Sul posto la polizia locale, perché la strada è rimasta bloccata per oltre mezz'ora, per consentire le manovre in retromarcia, come vedete, del mezzo pesante targato Maribor, per riuscire a disincastrarsi e poi uscire da questo tratto di strada. Ovviamente poi bisognerà capire come si farà con i danni ai muri di cinta delle 2 abitazioni di Via del Perarolo danneggiate nel pomeriggio. La politica ha ripreso tra le polemiche il dibattito in Consiglio Comunale sulla variante accesso nord relativo alla cabinovia. Intanto il Comitato dei Contrari organizza per domani in Piazza dell'Unità una nuova protesta. Laura Buccarella. Riparte dalle osservazioni dei cittadini, più di 3.000, e dalla polemica sui sondaggi, l'infuocata maratona in aula sulla cabinovia. Al centro del dibattito la variante al piano regolatore accesso nord, necessaria per realizzare il tratto che dovrebbe sorvolare il Bosco Bovedo. Immediato l'attacco delle opposizioni. Più di 3.000 osservazioni e opposizioni sono uno dei tanti indizi che avrebbero dovuto far capire fin dall'inizio alla Giunta di Piazza che quest'opera la città non la vuole. Da qualche giorno abbiamo anche la certificazione tramite un sondaggio che c'è una maggioranza schiacciante di triestine e triestini che reputa l'Ovovia un'opera inutile, impattante e insostenibile. Un attacco respinto con forza dal sindaco che in aula contesta il recente sondaggio che vorrebbe 7 triestini su 10 contrari all'opera, commissionato, sostiene Di Piazza, a una società di un assessore PD del comune di Verona. Dopo tutto anche il titolare della società che ha fatto il sondaggio, l'assessore del PD del comune di Verona. È molto chiaro sia la sua militanza politica che le idee di oggi come utilizzare il sondaggio. E a margine ricorda la consultazione telefonica realizzata a Ring oltre 2 anni fa che aveva dato un risultato d'equilibrio a favore della cabinovia. Non si può vivere sempre contro, viviamo qualche volta a favore anche, no? E dopo c'è naturalmente anche il sondaggio vostro che a suo tempo a Ring 52,5 che ci dava. Questi hanno un sondaggio fatto dal PD, beh è il massimo insomma, no? Ma onestamente speravo che stamattina, dopo aver letto un sondaggio per cui 7 triestini su 10 si sono confermati contrari all'Ovovia, quando sono giovani addirittura 9 su 10, e io speravo che il sindaco facesse un passo indietro. Invece mi dispiace, ma si ripete l'arroganza di chi mette in discussione addirittura il lavoro di professionisti
Ribadisco ancora una volta, e questo l'opposizione fatica a capirlo, ma è evidente che c'è una strumentalizzazione del tema, come il Consiglio Comunale abbia il dovere di approvare questa variante. Lo ha detto il Tribunale Amministrativo Regionale. Intanto il Comitato Nuovo Via era presente anche alla seduta di oggi, come già nella 3 giorni della settimana scorsa, e si prepara alla nuova protesta in Piazza Unità domani pomeriggio. Prima uscita pubblica per il neocommissario dell'autorità portuale Antonio Gurrieri. Prendendo parte ad un convegno organizzato da Confcooperative, Gurrieri ha lanciato, magari in un modo non del tutto esplicito, un allarme. Gli investimenti statali stanno finendo, bisogna ottimizzare quanto si è fatto già su porto e retroporto. Intervenendo ad un convegno promosso da Confcooperative, Antonio Gurrieri, neonominato commissario dell'autorità portuale alla sua prima uscita pubblica in tale ruolo, magari non si è espresso in maniera esplicita sul proprio programma, però approfittando del tema al centro dell'incontro, Gurrieri qualcosa ha detto, preconizzando un futuro in vero piuttosto problematico. Oggi non ci sono grandi investimenti da parte dello Stato perché le risorse non sono infinite e quindi prima o poi si fermano, e quindi la nostra azione è stata e sarà quella di utilizzare al meglio le infrastrutture che ci sono all'interno del Friuli Venezia Giulia, che comunque sotto l'aspetto logistico, operativo e dei trasporti è un'eccellenza italiana. In questo quadro Gurrieri ha inteso indicare in quali ambiti e in quale modo il porto di Trieste concentrerà il proprio lavoro. Verso il mare, ma anche spalle al mare, perché il territorio del Friuli Venezia Giulia è ricchissimo di spazi logistici che si adeguano alle necessità che ha il porto, e non solo il porto, tutto il territorio. Più esplicito il neocommissario lo è stato per quel che riguarda i corridoi. Domani, fra l'altro, Gurrieri ribadirà il proprio pensiero prendendo parte ad un altro convegno dedicato al corridoio IMEC, quello verso l'India, e ribadirà in quell'occasione la propria posizione. Noi dobbiamo percorrerle tutte, perché se quella strada poi non si realizzerà, noi dobbiamo avere uno sbocco da qualche parte. Allora lo sbocco può essere quello del Far East, può essere altri corridoi, perché non dimentichiamoci che c'è anche quello che attraversa il Balcane, c'è del Mid Corridor che va verso l'Asia non Cina ma l'Asia di altro genere, e poi noi abbiamo sui corridoi una grandissima attenzione al fatto che noi da 20 anni, 25 anni abbiamo creato, come si ricorderà anche lei, le autostrade del mare della Turchia, che sono in pratica un corridoio ormai attualizzato e che ci sta dando tante soddisfazioni. In definitiva, l'icastica conclusione di Gurrieri potrebbe suonare come uno slogan. Utilizziamo bene quello che abbiamo e poi miglioriamolo con le implementazioni non solo politiche ma concrete che si possono fare dei nuovi corridoi. Allora, questa sera torna a Ringa alle 21:10 la prima parte di politica regionale, con noi Fabio Scocimaro di Fratelli d'Italia, Antonio Caligaris della Lega, Giulia Massolino di Patto per l'Autonomia e Diego Moretti del Partito Democratico. Poi la seconda parte dedicata al giallo Resinovic con il nostro Gianluca Paladin, con Gianpaolo Sarti del quotidiano Il Piccolo e con Nicolò Giraldi di Trieste Prima per le ultime novità sul caso e sulle indagini. Più di 68 milioni di euro sono stati assegnati dal Ministero dell'Interno ai comuni del Friuli Venezia Giulia per il ripristino di immobili e infrastrutture pubbliche danneggiate dal maltempo dell'estate 2023. Interessati un centinaio di comuni per circa 260 interventi. 68 milioni e 258 mila euro sono stati destinati dal Ministero dell'Interno ai comuni del Friuli Venezia Giulia per ripristinare immobili e infrastrutture pubbliche danneggiati dal maltempo dell'estate 2023. La fetta maggiore, pari al 29%, dei 235 milioni stanziati dal governo, suddivisi in 2 annualità, 2025 e 2026, a favore delle 5 regioni colpite 2 anni fa dagli eventi alluvionali, oltre al Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Abruzzo ed Emilia-Romagna. Un centinaio i comuni interessati nel territorio regionale per circa 260 interventi di ripristino. In occasione della pubblicazione del decreto a Palazzo Antonini Belgrado di Udine, il presidente della regione Massimiliano Fedriga e l'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi hanno illustrato alle amministrazioni comunali coinvolte le principali novità. Un intervento che coinvolge moltissimi comuni della regione e con il quale, devo dire, anche in collaborazione del governo siamo riusciti a garantire decine di milioni di euro per gli interventi sul territorio, con anche oltretutto anticipi garantiti da Regione Friuli Venezia Giulia stessa. Quindi è una risposta che, come in passato, riusciamo a dare ai comuni e quindi ai cittadini del Friuli Venezia Giulia.
consentirà di avere un ulteriore pacchetto di risorse a beneficio di interventi del patrimonio pubblico che saranno gestiti dai comuni, che sono con competenza finanziaria 25-26, e la Regione ha fatto una norma di legge dotando un capitolo di 35 milioni, che sostanzialmente è la metà di quelle risorse, per anticipare ai comuni e quindi non metterli in sofferenza di disponibilità di cassa per poter fare i lavori nel minor tempo possibile. E adesso ogni comune avrà la titolarità di questo finanziamento direttamente dal Ministero, organizzerà dei tempi e delle scadenze per fare dei progetti per completare questi lavori, avrà un'anticipazione come prevista dal decreto da parte del Ministero, la parte mancante di quell'anticipazione lo anticipa la Regione. 80 anni fa, la fine dei 40 giorni di occupazione titina. Da 5 anni Trieste celebra una data che chiude le vicende immediatamente successive alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La data ovviamente è quella del 12 giugno. Non c'era molta folla stamani in Piazza Unità. E dire che se chiedi in giro a chi quelle giornate le ha vissute, la fine dei 40 giorni titini doveva essere stata salutata allora con gioia. Fatto sta che oggi, a commemorare l'80° anniversario di quella data, l'alzabandiera è stato salutato dalle autorità, dai consiglieri comunali del centrodestra, non tutti, ma c'era anche il pidino Giovanni Barbo, e da pochi altri. Resta in ogni caso la necessità di ricordare quella giornata, di raccontare quello che accadde da queste parti immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Dopo quel 25 aprile c'è stata una nuova dittatura, seppur breve, durata 40 giorni, ma quei 40 giorni hanno segnato la storia della città di Trieste e della Venezia Giulia, e l'hanno segnato in un modo profondo, perché non è stata semplicemente un'occupazione temporanea in attesa degli sviluppi, è stato un chiaro tentativo di annessione di un territorio. Da 5 anni Trieste celebra ufficialmente il 12 giugno, data che per ragioni purtroppo ipocritamente ovvie era stata dimenticata, una data che chiude un periodo di violenza da entrambe le parti. Quei 40 giorni hanno significato violenze, hanno significato soprusi, hanno significato morti e sofferenze, ed è giusto ricordarlo. 10 volte tanto furono le vittime in Istria e Dalmazia, a dimostrazione che non fu una ritorsione contro quello che fece l'esercito italiano durante la guerra. L'assessore Scocimarro dal canto suo oggi non rinuncia ad una stoccatina al processo di riconsiderazione della nostra storia, che a suo dire avrebbe bisogno di un ulteriore gesto simbolico, che del resto da tempo l'assessore regionale esponente di Fratelli d'Italia va chiedendo. Non ho ancora avuto risposta dall'allora Presidente della Repubblica Bolut Pahor di togliere le odiose scritte Tito dal Coccusso del Sabotino e sostituirlo dai nostri giovani con un simbolo di pace, la croce cristiana che unisce i popoli italiani e sloveni. È una targa che commemora appunto il 12 giugno del 1945, è stata scoperta all'interno del municipio di Muggia. A posizionarla il comune insieme con l'Unione degli Istriani. Anche Muggia oggi ha voluto commemorare l'80° anniversario del ritiro delle truppe di occupazione titine. Il sindaco Polidori del resto anni fa si era battuto perché Trieste celebrasse quella giornata quando era vice di Piazza. Lo scopo del posizionamento di una targa all'interno del municipio ha dunque più di uno scopo, come lo stesso Polidori tiene a ricordare. Per ricordare ciò che è stato, per riprenderci la nostra identità e giustamente anche per, come è stato anche sottolineato, per sancire l'appartenenza di Muggia all'unico pezzo dell'Istria italiana rimasta. Questo è, secondo me, è il momento fondamentale di pensiero, di condivisione, e il fatto che Muggia possa assurgere a simbolo proprio dell'unica città italiana dell'Istria, secondo me è una sottolineatura da fare adesso, ora e per i prossimi anni. La targa commemorativa è stata posata dal Comune e dall'Unione degli Istriani, il cui presidente Lakota è stato ringraziato da Polidori per aver dato il via anni fa a Trieste ad un processo di riconsiderazione della storia che oggi forse non si compie ancora, ma che certamente potrà contare su un tassello in più. Fa la memoria di un evento che molti hanno dimenticato, anche perché è lontano nel tempo e forse anche perché è durato poco tempo, 40 giorni, ma sono stati 40 giorni durissimi con migliaia di
arresti, deportazioni, infoibamenti, e Muggia non è stata esente. Abbiamo diverse persone che nate a Muggia o residenti comunque a Muggia sono state prelevate dai partigiani o perché avevano ruoli nella pubblica amministrazione o perché semplicemente erano militari che da Trieste si erano rifugiati qui, sono stati prelevati e portati via. Allo scoprimento della targa, preceduto da una brevissima cerimonia nella sala del Consiglio Comunale, ha preso parte anche il sindaco di Meduna di Livenza, Arnaldo Pittoni. Meduna di Livenza ospitò di esuli, addirittura ha anche dei infoibati, padre e figlio, che erano venuti a Fiume a trovare dei parenti e non sono più tornati. E da poco abbiamo inaugurato un monumento alle foibe, in punto alla memoria, e da poco con un pizzico di orgoglio sono anche socio dell'associazione Istriani, quindi quando vengo qua mi sento a casa. Allora, ci fermiamo per la pubblicità, tra poco il resto del telegiornale, le notizie purtroppo non positive in casa triestina. Bentrovati, seconda parte del TG, macchina organizzativa a pieno regime in comune per il grande concerto gratuito di Elisa e Tananai, in programma il 27 giugno, gli artisti si esibiranno sulla nave Palinuro davanti a Piazza Unità. Sarà Elisa insieme a Tananai a dare il là alla stagione dei grandi concerti a Trieste venerdì 27 giugno. L'evento si preannuncia originale e di grande richiamo dal momento che gli artisti si esibiranno dalla nave scuola della Marina Palinuro, che arriverà a Trieste il 25 giugno e attraccherà proprio davanti Piazza Unità. Gli uffici dell'assessorato alla cultura sono al lavoro per tutti i dettagli del grande concerto gratuito promosso dallo staff di Elisa e sostenuto dalla Regione tramite Promoturismo. Già pronta la piantina per gli accessi in Piazza Unità. La Regione, attraverso Promoturismo FVG, da mesi parlava di un triduo di eventi a cui doveva partecipare Elisa, con questa assoluta novità, il palco sul mare. Certamente uno era a Trieste, a bordo del Palinuro, e abbiamo ricevuto questa bella notizia e stiamo organizzando, perché evidentemente l'organizzazione a terra è legata ai nostri uffici, che devono in qualche modo organizzare quelli che sono i classici concerti, in questo caso con appunto il palco sul mare e poi tutta la piazza che sarà occupata e chiusa la sera al traffico. Quindi è un'iniziativa straordinaria, perché dietro ad Elisa c'è anche Tananai, ci sono degli ospiti, poi non so se si ripeteranno nelle altre località friulane, però viene Tananai, che è un'offerta straordinaria per i giovani, mentre Elisa, diciamo, è l'ospite d'onore di tutte, credo, 3 le rappresentazioni. Il concerto dal mare avrà altre 2 tappe in regione, una delle quali sarà sicuramente Grado, ma tornando all'estate di Trieste cresce l'attesa per l'arrivo di Robbie Williams allo Stadio Rocco il 17 luglio, data da tempo sold out, ma che un recente sopralluogo ha aperto a un ulteriore centinaio di spettatori. Intanto gli appassionati del rock esultano all'annuncio del doppio concerto di Vasco Rossi allo Stadio di Udine, in programma il 28 e 29 giugno del prossimo anno. Allora, proseguiamo. Inaugurata a Ronchi dei Legionari la nuova struttura culturale sostenuta dai comuni e finanziata con fondi regionali legati alla concertazione. Fatta! Cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Consorzio Culturale del Monfalconese, realizzata con risorse pari a 1.400.000 euro della Concertazione 2021. Innanzitutto un momento felice, perché ancora una volta inauguriamo un'opera finanziata con la Concertazione, in questo caso Concertazione 2021, una concertazione modificata tra l'altro proprio per consentire di finanziare non un comune ma un consorzio per la prima volta, proprio perché la Regione ha ritenuto indispensabile questa tipologia di intervento per quanto fa il Consorzio Culturale Monfalconese per un territorio molto vasto della provincia di Gorizia e per i cittadini della provincia di Gorizia. L'intervento, ritenuto strategico dalla Regione, si inserisce nel quadro delle politiche culturali promosse negli ultimi anni e in particolare nel sostegno ai sistemi bibliotecari e alla promozione culturale diffusa. Un risultato che, come ha ricordato l'assessore Roberti alla presenza del presidente del Consorzio e di numerosi sindaci del territorio, è stato raggiunto nonostante le difficoltà legate all'aumento dei costi dovuto alla pandemia e ai problemi nell'approvvigionamento delle materie prime.
un intervento che va in linea con tutte le politiche culturali e i sistemi bibliotecari che ha portato avanti la Regione negli ultimi anni e che ha portato alla realizzazione di quest'opera che oggi vediamo e di cui siamo onorati di poter tagliare il nastro, che ha vissuto un periodo difficile, ricordiamo del 2021, l'aumento dei costi dovuti al Covid, le varie difficoltà sul reperimento delle materie prime. Nonostante questo siamo qua oggi a tagliare un nastro ed offrire un servizio nuovo e ulteriore alla comunità. Nessun accordo per mantenere Attilio Tesser sulla panchina della Triestina, nonostante la disponibilità del mister di Montebelluna a scontarsi una parte cospicua del proprio ingaggio. Dopo la conferma nella posizione di direttore sportivo di Daniele Delicarri con un biennale, sfuma pressoché definitivamente la possibilità di continuare ad avere Attilio Tesser sulla panchina della formazione rosso-labardata, nonostante la volontà del mister di Montebelluna di rinunciare a una cospicua somma di denaro rispetto al contratto in essere e dopo aver contribuito in modo decisivo all'impresa sportiva della salvezza, per cui martedì è stato premiato in comune dal sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, non è stato trovato un accordo con la dirigenza della Triestina. Quello che filtra come essere un dimezzamento del budget sportivo dell'Unione su tutti i fronti e l'impossibilità di dare forma a una squadra che possa credibilmente affrontare l'obiettivo salvezza a partire dai 9 punti di penalizzazione pone di nuovo in salita il percorso della Triestina Calcio. Resta da capire come, se e quando la proprietà americana intenderà parlare alla città e alla tifoseria, chiarendo quello che sarà il programma sportivo o, in alternativa, la programmazione volta alla messa in vendita del sodalizio. Quest'ultima ipotesi è la più auspicata sia dal fronte dei tifosi, che hanno già ritirato lo storico marchio, sia dal fronte istituzionale. Vedi le parole del sindaco di Piazza, che ha riferito ripetutamente in occasioni pubbliche della messa in guardia da parte del sindaco Brugnaro sui dirigenti arrivati dal Venezia a Trieste, ma anche le più recenti dichiarazioni del presidente della regione Fedriga, ricordiamo il marchio FVG sulle maglie, che ha parlato del presidente Ben Rosenweig in questi termini: mi chiama al telefono solo quando ha bisogno di qualcosa. È tutto per questa edizione del telegiornale, restate con noi, restate su Tele4.